Mataiur offre una notevole ricchezza di ambienti. Ogni stagione orna le sue intricate e armoniose compagini vegetali con nuovi addobbi e tinteggiature. Anche gli immensi prati della sua sommità contribuiscono a creare spazi sempre diversi che si rinnovano ad ogni sbuffo del clima, soprattutto sul versante italiano, dal quale si aprono ariose prospettive sulla pianura friulana. Le differenti luci del giorno creano spazi e ombre che danno vita a bellissimi spettacoli naturali. Le nubi che provengono dall'Adriatico, cariche di profumi mediterranei, accarezzano dolcemente le sue pendici con irreali aloni di vapore. Dalla costa esse non trovano alcun ostacolo e si adagiano spesso su questo gigantesco lavatoio erboso, soprattutto quando non sono infastidite dai gelidi venti di tramontana che spazzano con violenza le comunità arboree d'alta quota o si incanalano nei profondi solchi dei suoi fianchi. Da lassù il mondo pare adagiato ai suoi piedi per ricomporsi in chiave astratta con linee, rugosità, vellature e tenui colori. Valli, montagne, fiumi, nuvole, paesi perdono definizione e volume nonostante la quota assai modesta. Si immergono in quel nulla che divide la terra dal cielo. Questo territorio, troppo spesso dimenticato, è un gioiello culturale, storico e naturalistico del Friuli ed è collocato in una singolare posizione geografica sulla dorsale meridionale delle Prealpi Giulie. La chiesetta del Cristo Redentore sorge laddove si congiungono tutte le creste del monte ed è un simbolo che unisce tutte le popolazioni delle valli. Siamo sul punto più alto del Mataiur, la docile montagna che sovrasta le valli del Natisone dai suoi 1641 metri di quota. Lo spazio che si apre in prossimità di questa cima erbosa, fatta di affioramenti rocciosi e prati fioriti, è davvero vastissimo e regala suggestioni di rara grandiosità. Verso nord l'orizzonte abbraccia le Alpi Giulie, le Carniche, le Dolomiti e i Tauri, le grandi montagne dell'Austria. Da quassù, dove inizia il territorio sloveno, si apre un immenso panorama che si allarga dalle coste dell'Istria a quelle del Veneto. In una giornata tersa, come quella di oggi e con l'aiuto di un modesto binocolo, lo sguardo si spinge addirittura fino al delta del Po. Terra affascinante e misteriosa questa della Slavia friulana, che offre interessanti proposte alla scoperta di tradizioni e di luoghi suggestivi, ricchi di atmosfere originali. Il versante sloveno è sicuramente molto meno frequentato rispetto a quello italiano.
Da questa parte il Matajur si può raggiungere da Livek, un pittoresco villaggio posto proprio sul confine tra Italia e Slovenia. Da questo sentiero si possono ammirare dei panorami molto vasti e l'ambiente è ricco di rocce affioranti, di prati ricchi di fiori, di faggete ben curate dalle quali una lunga e ariosa cresta conduce fino alla sommità del monte. La coloratissima e rigogliosa flora delle valli è ovviamente influenzata dal clima, dall'altitudine, dalla giacitura e dalle caratteristiche dei terreni. La varietà e la quantità di fiori presenti sui prati e nei boschi sono davvero numerose e costituiscono un vero patrimonio naturalistico che cambia volto ad ogni stagione. Erbe di prato appiccicate al cielo, annodate sulle montagne più alte. Tra rocce bianche e levigate armonizzano le fragranze e le tinte per un concerto riservato a pochi. Tornare lassù ad ascoltare il ritmico movimento degli steli, una sottile vibrazione appena percepita che raggiunge i sensi. Ma il vero protagonista delle valli è il suo fiume, il Natisone, che già in pianura a Premariacco dà spettacolo con scenografie di grande impatto emotivo. Le valli del Natisone sono un territorio fatto proprio di montagne, di torrenti e di foreste. Cividale del Friuli, l'antica Forum Iuli di Giulio Cesare, è la naturale porta d'ingresso delle valli del Natisone. La città è piccola ed è impreziosita dai ricami di innumerevoli chiese e di monumenti importanti che evocano matrici di origine celtica, veneta e longobarda. Le nervose e limpidissime acque del Natisone, che fluiscono tra le sue sponde dirupate di conglomerato, si placano come per incanto sotto le volte del Ponte del Diavolo, dove incontrano la pianura. Il fiume nasce a Taipana, alle pendici del Monte Maggiore. Dopo un breve percorso in Slovenia, il Natisone scorre per 60 km fino a perdersi nella bassa, tra le ghiaie del torrente Torre. Quando io ero bambina l'acqua era quasi sempre un pericolo, tanto che ci aveva portato via anche il ponte a Picic. L'acqua del Natisone, brillante, chiara, nervosa, riflette i colori delle valli e li combina con quelli degli alberi e delle rocce che qui sembrano scolpite da una mente contorta, tanto sembrano ingarbugliate e tormentate. Doline so tudi tako lepe, da se morajo videti samo tletode, so tako lepo, da se šafajo. Le valli sono un ricco universo di piccoli tesori naturalistici e di una cultura di matrice slava molto speciale.
Sui pochi prati sopravvissuti all'arroganza del bosco si ha la sensazione di esplorare un posto davvero insolito e particolare, nonostante la presenza delle rare attività umane e animali. Le valli del Natisone sono la sintesi massima della naturalità nella regione Friuli-Venezia Giulia. Noi troviamo, oltre alla natura ovviamente, tanta storia che si riferisce alla Prima Guerra Mondiale, ma soprattutto tradizioni popolari, tradizioni che sono in fase di estinzione, che stanno scomparendo, ma che devono essere rivalutate e conservate. I passaggi tonali del verde nelle varie stagioni sono gli elementi distintivi dell'atmosfera di questo luogo, a suo modo elegante e ricco di una vegetazione talvolta invadente. La storia dell'attuale territorio delle valli è piuttosto complessa a causa dell'infinita serie di migrazioni, guerre, occupazioni, invasioni che fin dal V secolo a.C. hanno rimescolato influenze celtiche, romane, longobarde, slave, venete e austriache. Beneških imena po talijanskih, ko se vidi tle v Londone. In questi villaggi sopravvive ancora oggi un dialetto slavo che è mantenuto vivo nelle scuole, nei toponimi e nelle attività sociali. Prvi dan maja bojo puno hodilante bojo letal. Prvi del, prvi kos se gre z bicikleto od vasi Sovodnje do potle zadnji del se gre od kapelca, od cerkvice do Mašerva. Nelle valli del Natisone il canto è legato alla ciclicità delle stagioni, quindi è legato a tematiche della natura, alle attività lavorative legate ad un vivere quotidiano molto semplice, di un'attività agreste. Delle valli del Natisone emergono soprattutto le tonalità maggiori, quindi canti tendenzialmente allegri, sereni, solari. Durante le feste patronali ci sono le celebrazioni liturgiche all'interno delle quali vengono cantati brani tradizionali religiosi, sacri, e invece nelle feste poi che seguono arrivano dei gruppi di musicisti, generalmente fisarmonicisti, che poi dilettano appunto la gente presente con brani accompagnati con le fisarmoniche. Nell'ambito della musica folclorica sicuramente lo strumento principale è rappresentato dalla fisarmonica diatonica, quella con i bottoni. Esistono diversi cori nelle valli del Natisone, alcuni solo virili, altri invece misti, e tutti più o meno portano avanti la tradizione valligiana, e anche se purtroppo tutti quanti soffrono il fatto di essere rimasti in pochi, perché sappiamo che dagli anni 60 le valli hanno subito un fortissimo spopolamento dovuto al fenomeno migratorio. Radovic Charintarin Zapotri, Wik, Wik, Radovic Charintarin Zapotri, se čuje otroke veselo veka. Sì, la musica era molto importante ed è tuttora molto importante perché diciamo, raccontava le storie di vita, perciò dagli affetti, dalle gioie, dolori e tutto quanto, ma soprattutto portava allegria. Lo strumento principale nella nostra musica è la fisarmonica, che veniva accompagnata, in alcuni casi c'era qualcuno suonare il mandolino,
qualche chitarra e c'era qualcuno che usava i fiati, tipo il bombardino. La musica veniva imparata a orecchio, c'era qualcuno che sapeva e si cercava di impararla a orecchio. La nostra musica sicuramente è legata anche al cambio delle stagioni, perché il carnevale arriva verso la fine dell'inverno. Poi invece un'altra importante manifestazione che è il Kriaz è nel solstizio d'estate. E sicuramente diciamo, c'è tutta questa tradizione musicale legata anche alla terra che veniva lavorata. La sera prima del matrimonio, nella casa della sposa, viene ricevuto il vicinato, diciamo così, per una festa dove si beve, si mangia, si canta e c'è anche la fisarmonica. Une diskirolinach puno judi sloproce ankratle subli 3-4.000 judi sarà sostale. Tutti i paesi hanno conosciuto la miseria e l'emigrazione che ha generato un inarrestabile svuotamento delle case. Moltissimi sono i villaggi quasi disabitati e in talune frazioni di 300-400 anime si contano oggi solo 3 o 4 anziani. Tutti i paesi erano molto abitati, c'erano tante persone e le famiglie erano molto numerose. Nei paesi di montagna, per esempio, non so, a Jesizza, che è in comune di San Leonardo, c'erano famiglie con 10-12 bambini. La casa è stata da sempre un elemento di coesione delle famiglie, ma in particolare Cucina dove si svolgeva tutta la vita della giornata, perché era l'ambiente più caldo, perché dovendo far da mangiare con la legna l'ambiente si riscaldava, mentre il resto della casa non era mai riscaldato. La cucina era a pian terreno, nel primo piano c'erano le camere, sempre poche, non c'era la possibilità di dare a ognuno la sua stanza e dormivano nella stessa stanza sia i maschietti che le femminucce. Al piano superiore c'era la soffitta o solaio dove venivano conservati i cibi, le mele, le pere, le noci, il grano turco. A fianco c'era la stalla, l'ovile, il pollaio, il porcile. entrare nelle valli del Natisone significa fare i conti con impressioni contraddittorie. Per alcuni l'ambiente selvaggio delle sue complesse foreste e dei suoi paesi silenziosi è fonte di inquietudine e di malinconia. Per altri l'isolamento, la natura incontaminata e la lontananza dalle folle chiassose è percepito come una benedizione. Si metteva al posto della legna piccola che andava bene per cuocere la polenta, si metteva un gioco più grosso che manteneva più a lungo il calore. Il riscaldamento non c'era nelle stanze, l'acqua che veniva lasciata a volte ghiacciava. Anche i disagi dell'inverno restano quelli di sempre, anche se oggi le cose sono profondamente cambiate. Secondo me le valli sono diventate un pochino più tristi di una volta perché manca quell'animazione, manca quell'allegria che una volta le animava anche nella miseria, anche nella povertà. L'esodo ha ridotto al lumicino i matrimoni, che talvolta vengono ricordati con l'ironia e la vitalità dei giovani di un tempo. Naturalmente nei paesi si celebravano tanti matrimoni, essendo tanta la popolazione. Molti dei matrimoni venivano celebrati fra lui e lei che
che abitavano nello stesso paese, perché c'erano delle difficoltà a raggiungere paesi vicini, ma i ragazzi del paese della Morosa erano sempre molto gelosi, per cui non erano contenti che ragazzi di altri paesi venissero a fare la corte a loro, e a volte stendevano loro degli scherzi proprio feroci per tenerli lontani. L'identità del popolo delle valli affonda le radici nella matrice slava, che in questo territorio, nonostante le vicissitudini delle guerre e delle invasioni, ha perseguito uno sviluppo autonomo e mantenuto nel tempo le proprie usanze. Ma è la natura la vera protagonista di questi luoghi. Alcuni sentieri si immergono nella complessa vegetazione che lascia trasparire interessanti composizioni paesaggistiche, tra fiori di ogni foggia e ghirlande di gemme e di rami. Il vero patrimonio delle valli del Natisone è la natura. Una natura che si è conservata in maniera molto particolare. Prima perché geograficamente questa zona è marginale, è a cavallo del confine e quindi è sempre stato un territorio al di fuori delle vie di comunicazione, eccetera. E poi, paradossalmente, per le servitù militari che per molti anni hanno tutelato, senza volerlo, queste località. La principale attrazione delle valli del Natisone sono i boschi di smeraldo, che sono stati un po' abbandonati ma che sono fioriti in una maniera eccezionale negli ultimi 50 anni. Una pianta che forse è una delle più belle, almeno a parer mio, è il sorbo dell'uccellatore. Il sorbo fiorisce tendenzialmente a settembre e fa questi gruppi di bacche rosse. E appunto il sorbo dell'uccellatore viene chiamato così perché si usavano queste bacche per poi mettere il vischio in maniera poi da tirare gli uccellini su questi bastoni che poi venivano appunto catturati. Abbiamo un ambiente molto integro che potrebbe rientrare in quel concetto di biodiversità di cui si parla molto oggi, proprio per la varietà di essenze che abbiamo la fortuna di avere qui e che crescono in maniera spontanea. Perché appunto passiamo dal frassino alla caccia, al ciliegio selvatico, all'acero, al faggio, al castagno, al corniolo, al lontano, ai vari tipi di abete, abete bianco, abete rosso, all'arice. Ma tutte queste piano piano nell'arco del tempo si sono benissimo integrate fra di loro e questo fa sì che ci sia anche un sistema di autoprotezione fra le varie piante. Infatti nei periodi primaverili estivi si presentano con questo verde stupendo che potrei definire quasi amazzonico. Ci sono dei castagni che superano i 400 anni, anche più. Qui abbiamo una stupenda pianta di castagno ultracentenaria che è proprio rappresentativa dei castagni delle valli. Questo in dialetto si chiama porcinaz. Le castagne si chiamano porcinche, ma
sono più conosciute come canalute, sono quelle castagne più piccole, quelle più dolci. In questa zona possiamo vederle che in questo momento sono in piena fioritura. Le castagne, le porcinche, venivano solitamente date in pasto soprattutto ai maiali, mentre i marroni o castagne più grosse, che si presentavano meglio, venivano commercializzate, soprattutto venivano portate verso la pianura. Nella zona del comune c'erano parecchi campi coltivati a grano turco, ma la rendita era scarsa e molte famiglie non producevano a sufficienza grano turco per dare da mangiare tutto l'anno. Però, siccome le persone sono ingegnose e sanno come arrangiarsi nei tempi di crisi, era stato scoperto il baratto, che è la forma più antica di commercio. Si sfruttavano i prodotti della zona in questo particolare caso le castagne, che venivano raccolte e portate con carretti tirati a mano in Friuli, dove venivano scambiati proprio con il grano turco. Il carretto partiva a carico di castagne e tornava a carico di grano turco. Qui possiamo notare una bella fioritura di castagno che appunto fa questi peduncoli di colore giallo che poi col tempo piano piano diventano ambrati e in seguito appunto sbuca la castagna, e da qua chiaramente le api, essendo molto nettarina, ricavano il famoso miele di castagno. Possiamo notare molto bene questa bellissima infiorescenza di castagno. Ecco, qui proprio possiamo notare la prima castagna, anche se siamo proprio in piena fioritura, ma da questo apice floreale, diciamo, se posso definirlo così, sbucherà la prima castagna. Abbiamo dei frassini che però ormai sono già sfioriti, che hanno un profumo veramente molto buono, molto intenso. I sambuchi, anche quelli ormai a parte in alto, sono sfioriti, però sta iniziando la fioritura di tiglio. Qui si può notare una ricchissima varietà di essenze che vengono usate sia in cucina che in fitoterapia, anche se un po' tardivamente. Questo è un classico del periodo primaverile, una foglia di tarassaco, se ne raccolgono circa 5 forme diverse di questa famiglia del cicorie, ed è depurativa e viene appunto molto usata in cucina. Abbiamo già delle infiorescenze di finocchio selvatico, dell'angelica, di achillea millefolium, di due tipi, c'è quella bianca e quella rosa. Quella si usa tendenzialmente soprattutto per far tisane a livello digestivo. Con la scomparsa del mondo contadino i prati vengono sempre meno sfalciati e nell'arco di 4-5 anni il prato tendenzialmente tende a scomparire e con esso le piante officinali che i fiori, perché nel bosco sia ceduo o di alto fusto tendenzialmente non si trovano inflorescenze floreali. I fiori sono uno straordinario e primordiale compendio di un complesso palcoscenico vegetale che esplode all'inizio dell'estate in un tripudio di colori vivaci e di profumi intensi.
accettoso o il pane e vino appunto veniva usato magari quando si era distanti o non si aveva disponibilità d'acqua, veniva succhiata appunto per questo suo sapore di aceto e aiutava a superare certi momenti critici in cui non si aveva quasi più salivazione per superare questo momento di sete. Se sappiamo guardare la natura, osservarla, lei in qualsiasi momento dell'anno ci dà un'erba diversa. Gli orsino, che appunto è una delle prime erbe che sbucano, addirittura a volte anche prima dei bucanevi, e dà questo potere depurativo molto importante, soprattutto a livello circolatorio. E viene usato molto anche in cucina in diverse maniere. Viene molto usata anche l'ortica, sia la dioica che il lamio, che l'ortica che non punge. Qui ad esempio abbiamo dei ciliegi selvatici, abbiamo qua in giro tante fragoline di bosco. Queste ci aiutano sia a dissetarci, a continuare l'atto di depurazione, ma anche a integrare sali minerali e vitamine che, iniziando a lavorare e a sudare molto, il nostro organismo ha molta necessità di questo. Abbiamo una grandissima varietà di mele, dalla mela seuca alle cabalauche, tantissime che purtroppo a volte sono state anche perse, se ne trovano poche, ma di pere, di susine, tantissima varietà di frutta che appunto ci aiuta a superare i periodi di calura. E poi ricordo che appunto oltre alla polenta si mangiava anche tantissimo minestrone con la bietta, con tutte le verdure che si coltivavano nell'orto e con l'aggiunta anche di alcune erbe selvatiche spontanee. Nel periodo estivo, quello autunnale, abbiamo anche tantissimi funghi di tantissimi tipi. Posso dire con orgoglio che appunto avendo questa flora molto variegata che conferisce al terreno degli humus particolari, sono anche molto saporiti, molto profumati i funghi delle valli del Natisone. Io sconsiglio sempre di mangiarne in grosse quantità perché tendenzialmente sono tossici. Anche i commestibili hanno dei gradi di tossicità e infatti prova ne è purtroppo dopo Chernobyl. Abbiamo ancora tantissimo cesio a livello di terreno che non si è ancora abbassato, ma comunque il fungo tendenzialmente è tossico, anche quello più commestibile. Abbiamo anche qualcosa per far superare l'inverno, si chiama rosa canina, si raccoglie appunto a piena maturazione nel periodo invernale ed è ricchissimo di vitamina C. Sappiamo benissimo che il nostro organismo nel periodo dei grandi raffreddamenti ha più bisogno di vitamina C. Il carsismo superficiale, con le sue sorgenti, le cascate, i pascoli, le pareti a strapiombo, le doline e le forre anguste, completano la suggestiva scoperta della Slavia friulana, accarezzata spesso dalla bora. Il continuo intreccio di torrenti mostra vedute sempre diverse, ma alcune cascate, come quella di Kot, raccontano una lunga storia geologica che si srotola tra i flutti dell'acqua e gli arabeschi delle chiome che gli fanno corona. La cultura delle valli conserva usi, leggende e costumi tradizionali che si perdono nella notte dei tempi, ma che ancora oggi rappresentano un saldo riferimento per i giovani rimasti. Spiriti e folletti, come lo Skrat, popolano da sempre i boschi dell'immaginario valigiano. Lo Skrat lo vediamo noi, lo puoi vedere in una radice d'albero, lo puoi vedere in una foglia, lo puoi vedere in una pietra, lo puoi vedere in uno scroscio d'acqua. Lo Skrat è un folletto che fa parte della tradizione e della cultura popolare qui delle valli.
però è appunto quello che vediamo noi. È bello, è brutto, come si presenta. Non è buono, non è cattivo, però ci ammaglia, a volte con la bontà, a volte con la cattiveria. Le valli sono ricche di misteri e di leggende. Tra questi possiamo ricordare le crivapete, donne che vivevano nel bosco, in grotte, la cui particolarità erano i piedi al contrario. Le crivapete erano delle donne della mitologia delle valli del Natisone. Erano donne molto misteriose. La leggenda racconta che le crivapete erano bellissime, erano affascinanti, misteriose, a volte avevano i capelli bianchi, a volte verdi. Avevano i piedi ritorti all'indietro. A seguito di questa malformazione erano costrette a vivere nei boschi, nelle grotte, nei dirupi. A volte erano buone, a volte cattive. Cattive quando? Quando l'uomo non le rispettava, allora diventavano veramente cattive. Loro sapevano tutte le virtù delle piante e grandi custode dei segreti della natura. Erano donne sagge, erano donne intraprendenti, erano donne che comunque con la loro malformazione sono riuscite a riscattarsi sempre nella vita. Che dire ancora di loro? Che erano magiche, erano libere. Le crivapete si vedevano? Si incontravano? Chissà. Forse sono ancora qui nel bosco, sono rimaste sempre qui, forse per farsi vedere ancora, per continuare a insegnarci tutto della vita. Una testimonianza curiosa della malformazione del piede ritorto ci arriva anche dalla genetica. Infatti alcuni ortopedici sostengono ancora oggi che nascono dei bambini con il piede ritorto. Il problema esiste ancora oggi. Le crivapete ci hanno insegnato alle nostre donne a fare anche gli strucchi lessi, la gubana, la stocchia, le marvize. Le crivapete agli uomini invece hanno insegnato a legare bene i fasci di legna, hanno insegnato a fare i rastrelli che duravano nel tempo, hanno insegnato loro a mietere il grano, a raccogliere il grano turco. Nel bosco le ho incontrate e finalmente un giorno, come per magia, gli ho dato un volto, un corpo e forse anche un'anima. Un racconto che le riguarda. Un giorno un cacciatore finalmente riesce a catturare una crivapeta nel bosco. La porta a casa e le dice: tu mi devi insegnare tutto, ma tutto della vita. Mi devi insegnare a fare tante cose. Poi, quando avrò imparato tutto e tu mi avrai raccontato tutto, ti libererò nel bosco. La crivapeta li obbedisce e inizia a insegnarli a cucinare, a mietere il grano, a fare la farina, a fare la polenta. Finalmente un giorno il cacciatore dice alla crivapeta: sai, tu mi hai insegnato tutto. Ora è arrivato il momento di mantenere la mia promessa. Ti lascio libera. La crivapeta lo ascolta e gli dice grazie. Quando la crivapeta è in fondo al bosco e si sente sicura al riparo, guarda il cacciatore e gli fa da lontano: ma guarda che non ti ho insegnato mica tutto della vita. Che cosa non mi hai raccontato? Perché lo zucchero è dolce. Morale della favola è che non si è mai finito di imparare. Avevamo paura di uscire la sera perché gli anziani ci spaventavano per i rumori che si sentiva di notte. Gli dicevano che c'erano personaggi oscuri nel bosco che spaventavano, che portavano via i bambini, che facevano di tutto, e noi si aveva paura di passare in un posto vicino al paese che praticamente luce non c'era, era buio. Quando arrivavamo lì guardavamo il bosco e ci si metteva a correre perché si sentiva i rumori delle bestie che erano nel bosco, quindi volpi, tassi, ghiri, caprioli.
Oggi i bambini vivono la natura in modo diverso, ma sempre con un occhio attento al mondo vegetale che li circonda. A causa dello spopolamento delle nostre valli, la natura ha preso il sopravvento, spesso cancellando le tracce dell'uomo. Fino a poco tempo fa il fiume Cosiza era invaso da una fitta vegetazione. Grazie alla buona volontà degli abitanti della zona è stato fatto un ripristino e una bonifica dell'area e adesso viene sfruttata da bambini e adulti. Noi qui nelle valli siamo molto fortunati a vivere circondati dalla natura e cerchiamo di trasmettere queste nostre sensazioni e queste nostre abitudini anche ai nostri bambini. Sì, è vero, e in effetti i nostri bambini potremmo portarli qua nel bosco e invece, come qui a San Leonardo, siamo molto fortunati ad avere un parco alla portata di mano di tutti con dei giochi che richiamano molto la natura. Il bosco vive da secoli un'immagine contraddittoria. Da una parte si nutre di note bucoliche che infondono leggerezza, vitalità, quiete e naturalità. Dall'altra si ammanta di mistero, di ignoto, di oscura inquietudine e di spunti oppressivi e claustrofobici. Il bosco è caos apparente. Le sue intricate chiome e il sottobosco in continuo divenire stridono con la vita urbana ben strutturata e ordinata che la società di oggi impone. In realtà il bosco è armonia e ogni piccola vita che in esso si consuma è in perfetto equilibrio con tutto lo spazio circostante. Nel bosco si nutrono gli animali più diversi e dal bosco si alimenta un'economia rustica, il legno prima di tutto, che è indispensabile per la stessa sopravvivenza dei suoi equilibri più delicati. In questo territorio ammantato di foreste non poteva certo mancare la cura e il governo di queste importanti comunità vegetali. Tutti questi boschi qua una volta erano prati, la gente falciava l'erba per poter dare il fieno alle proprie bestie. Dopodiché la gente è andata via in cerca di lavoro e i boschi ormai sono venuti fino a fondovalle. Gli alberi più diffusi sono il carpine bianco, il carpine nero, poi c'è il faggio, il frassino e c'è anche il castagno. In autunno si raccoglievano le castagne, dalla montagna si portavano giù a casa, si pulivano, si selezionavano, poi venivano messe di nuovo nei sacchi e portate nel basso Friuli in cambio del mais. Il legno qua nelle valli in genere viene usato sia per ardere che per commercio. Il migliore legno da ardere è quello dalla parte del sole, che cresce molto più lentamente ed è molto più consistente rispetto al legno che cresce dalla parte dell'ombra. Di San Giovanni il 23 giugno in tutti i paesi veniva acceso un grande falò. Era il periodo in cui avevamo appena disfatto la lettiera dove avevamo allevato i bachi da seta.
La notte di San Giovanni è rimasta viva nel cuore della popolazione, un evento propiziatorio di origini celtiche che coniuga il sacro con il profano nel solstizio d'estate. Falò che illuminano la notte delle valli per augurare buoni raccolti. In molti dei suoi villaggi ormai abbandonati, i muri raccontano storie e anime del passato, fantasmi di pietra accarezzati da strade ben curate, che sembrano cordoni ombelicali votati a nutrire le 44 chiesette votive sparse tra i boschi, la cui architettura mostra evidenti richiami slavi e germanici. A ridosso della chiesa di San Giovanni d'Antro si apre la più famosa delle 400 grotte delle valli, dentro la quale, oltre a preziose testimonianze archeologiche e preromane, si può ammirare una singolare cappella, un vero e proprio nido d'aquila, che si raggiunge grazie ad una lunga scalinata di pietra. Di San Giovanni d'Antro è stata usata come luogo di culto già dal Paleolitico e all'interno troviamo le ossa del Ursus speleus, che è l'orso delle caverne, che si è estinto circa 12.000 anni fa. Questa stalattite è una stalattite attiva e cresce di circa 1 centimetro ogni 100 anni. Appena all'interno della grotta sorge un'antica cappella edificata prima in epoca romana e terminata alla fine del 1400. Interessanti sono i simboli ancora oggi visibili sulle pareti del luogo di culto. Presenta simboli di origine pagana come questi soli e simboli di origine cristiana come le croci templari. Il sole che troviamo nell'abside risale a prima dei cristiani. Nella parte più ampia della grotta, la chiesa principale è tuttora consacrata e le funzioni religiose vengono celebrate 3 volte all'anno. La vigilia di Natale, a Pasquetta e per San Giovanni Battista. Molto interessante anche l'altare ligneo di scuola slovena del 1600 con queste affascinanti figure. Rappresentano Santo Stefano, San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista. Ai frati Cappuccini è affidata la cura del santuario di Castelmonte, dedicato alla Beata Vergine Maria, che dai suoi 600 metri di quota domina da 1500 anni la pianura friulana. Misericordia, infatti l'opera cose compiute da Gesù che se fossero scritte. Castelmonte è un santuario molto antico ed è molto frequentato anche oggi. Ecco, il rapporto che la gente nella zona ha con il santuario è un rapporto, direi, di affettività, un rapporto affettivo, nel senso che questa devozione a Maria la gente la conserva nel cuore da piccoli in su, tant'è vero che quando tornano anche oggi questi emigranti dalle varie parti del mondo sentono quasi l'obbligo di venire a trovare la loro Madonnina. Il rapporto che la gente delle valli ha con il santuario ha radici molto, molto lontane. È gente che ha conservato la fede semplice ma profonda, una fede forse a volte non molto aggiornata, ma comunque radicata nel cuore delle persone, questo sì. Le numerose chiese sprofondate nella foresta o abbarbicate in luoghi remoti e solitari segnano la devozione degli abitanti. Furono edificate spesso in posizione panoramica tra il XII e il XVI secolo, a cavallo di devastanti terremoti che distrussero i primitivi impianti di stampo romano. Altarini e piccoli segni di culto sono spesso custoditi nelle zone più impervie.
Dove non arrivano le strade, l'accesso è garantito da mulattiere ben conservate o da facili sentieri. Alcune chiesette fondano gli stili tipici dell'Est con quelli prettamente friulani, dando vita ad originali espressioni artistiche. Naturalmente l'autunno riserva al visitatore gli stupendi colori dei castagni e dei faggi, che in certe annate offrono un foliage degno dei più famosi palcoscenici canadesi. La straordinaria quantità di specie vegetali di queste montagne compone tra ottobre e novembre una tavolozza di colori esplosivi. Uno dei percorsi panoramici più gratificanti è quello che dal santuario di Castelmonte conduce lungo un'interminabile cresta, spesso boscosa, fino al monte Kolovrat, passando per Tribil e per gli ariosi prati di Planino, dai quali si aprono estese vedute sul Mataiur, sul Monte Nero e sulle Alpi Giulie. Quando il clima si fa più severo, il vento del nord soffia con prepotenza sui versanti più esposti. Si annuncia la neve, che in alcune stagioni scende copiosa e rende i paesaggi delle valli affascinanti e misteriosi. Frost and wind made moan. Earth stood hard as iron, water like a stone. Snow had fallen, snow. Nelle valli del Natisone la stagione del gelo rafforza l'intensità delle ombre. Brina e Galaverna sono i compagni quotidiani di questi mesi, che a volte regalano ai boschi sembianze fiabesche. Our God, heaven cannot hold him, nor earth sustain. Heaven and earth shall flee away when he comes to reign. In the bleak midwinter, a stay place suffice. Angels and archangels may have gathered there. Cherubim, seraphim, all throng the air. But his mother only in her maiden bliss worship God beloved. La cucina delle valli era una cucina povera, fatta di prodotti locali e semplici. Una cucina stagionale e ogni stagione ha i suoi piatti. Nel periodo autunnale si facevano tante minestre con i funghi e le castagne, con le ortiche, con la zucca e tutti gli altri prodotti di stagione. Gli animali domestici quindi costituivano la base della cucina tradizionale delle valli. E tra le innumerevoli proposte culinarie di questa zona, il dolce più conosciuto e più tipico è senza dubbio la gubana. La gubana è un dolce tipico delle valli del Natisone e le sue origini si perdono nella notte dei tempi. Una volta nelle valli usavano per i matrimoni la gubana come dolce e come confetti gli strucchi. La gubana è un dolce lievitato. Il ripino della gubana invece viene fatto con l'uvetta bagnata nella grappa, le noci, lo zucchero, un po' di amaretti macinati e un po' di burro e pinoli. Una volta nelle case delle valli tutti facevano la gubana. La ricetta più o meno era sempre quella, cambiava di qualche piccolo ingrediente, però la facevano tutti.
Alla fine dell'inverno il carnevale porta tra le case una nota di allegria, in attesa che il sole si arrampichi sulle creste più alte. La maschera tradizionale del carnevale valligiano è il pust, brutto, sporco e cattivo, che rappresenta il diavolo. Lo si individua facilmente per il costume fatto di nastri dai colori sgargianti e per il viso dipinto di rosso e di nero. Con lunghe tenaglie allungabili e con il fracasso dei campanacci infastidisce la gente e spaventa i bambini. La sua costante presenza è indice della volontà di esorcizzarlo e di fermare le sue malefatte, riconducendole ad una burla. Le maschere, al suono della fisarmonica, vengono ospitate in diverse famiglie del paese, che mettono a disposizione cibo e bevande per tutti i partecipanti. La corsa carnevalesca e propiziatoria dei blumari, ragazzi del paese vestiti di bianco e con un vistoso copricapo, percorrono velocemente i prati intorno a Montefosca, facendo tanti giri quanti sono i partecipanti e con numerose soste in case e osterie per riprendersi dalla fatica. Lasciamo che il tempo scorra lento sotto questo cielo fatto di chiome smeraldo e di colori saturi, in un viaggio senza meta. Girovagare indolenti tra minuscoli borghi silenziosi, dai nomi spesso impronunciabili, rafforza quella strana sensazione di essere in un posto lontano, eppure così vicino. Un posto imprevedibile, dove tutto gira intorno al bosco, all'acqua, alle erbe, ai fiori e ai ritmi della natura. Le case sembrano sprofondate in un mare di foglie, piegate dal vento, come pensieri che naufragano in una distesa di ricordi malinconici. Eppure tra le pietre dei muri si nasconde il germe che annuncia nuovi spazi di vita. Ci piace pensare che i grandi prati delle valli possano essere sottratti ancora una volta all'ingordigia di mille essenze vegetali. La lunga cresta che scende dal Mataiur prosegue fino al Kolovrat, tristemente famoso per le cruente battaglie della Grande Guerra. Da qui, accarezzati spesso dalla fresca brezza delle Alpi Giulie,
ci si affaccia su Caporetto e sulla valle dell'Isonzo. Su questo crinale finiscono le nostre valli, proprio di fronte al Monte Nero, Krn per gli sloveni, che in inverno si presenta scintillante e carico di austerità. Un monte che dalla pianura friulana appare indissolubilmente legato al docile profilo del Mataiur. In ogni stagione le valli del Natisone presentano dunque un interessante abito che merita di essere conosciuto, ma soprattutto conservato con intelligenza, in un mondo che troppo spesso nega, omologando tutto, l'importanza e il valore delle tradizioni e dell'identità culturale dei popoli.